Eccoci insieme, cari telespettatori. Allora, un altro approfondimento, altre interviste, parliamo di un tema che ci sta particolarmente a cuore perché purtroppo coinvolge sempre più persone, non solo persone anziane, non solo chi magari si trova in pensione ha problemi anche di trascorrere il tempo, trovare delle motivazioni alla noia, ma anche i più giovani. È una piaga sociale, parliamo delle dipendenze, varie dipendenze, punteremo l'attenzione su un progetto di sensibilizzazione e di lotta alle dipendenze da parte dello SPCGL insieme all'Auser, parleremo soprattutto di gioco d'azzardo, ma poi supportati da un altro ospite parleremo in generale delle dipendenze, che non è, e lo sapete bene, solo il gioco, ma ci sono anche l'alcol, ci sono anche le droghe, ma sono tutte droghe in qualche modo, punto di domanda. Vedremo di dare le risposte, anzi i nostri ospiti che vi presento subito vi daranno le risposte, quindi ben arrivato qui con noi il dottor Silvano Fielisati, sociologo delle dipendenze, ex SERD Serenissima di Mestre, grazie di essere qui con noi. E ben ritrovato Massimo Cestaro, segretario generale dello SPCGL del Veneto. Grazie. Allora, questa volta in veste di portatore di un progetto ci manca, diciamo così, un'altra parte che è cardine dell'Auser sostanzialmente che vi sostiene, però perché, e voglio andare un po' oltre quello che abbiamo già anche trattato in una trasmissione, perché portare all'attenzione questo tipo di dipendenza? Perché voi parlate di dipendenza in modo particolare dal gioco d'azzardo. Vero è che mina economicamente la persona, le famiglie, questo è un dato di fatto, per cui la pensione tante volte non basta e venite a scoprire anche perché non basta. Ma che cosa vi ha spinto? Poi col professore entreremo nel merito scientifico delle dipendenze. Allora, sostanzialmente le ragioni per le quali abbiamo deciso di mettere in campo un'iniziativa anche piuttosto importante sul tema della dipendenza del gioco d'azzardo, quindi abbiamo distribuito un questionario a oltre 2000 persone in Veneto, tentando di capire anche attraverso questo sistema qual è, diciamo, la dimensione del gioco d'azzardo. Certo, il questionario fa riferimento a una platea piuttosto ridotta, però abbiamo alcuni dati importanti che ci dicono che il fenomeno è in aumento. E questa è la ragione per la quale abbiamo deciso di mettere in campo questa iniziativa. È in aumento sostanzialmente per due ragioni. Allora, la prima è che la pandemia, che ha costretto molti di noi a starsene a casa, diciamo, ha spinto le persone a utilizzare internet per il gioco d'azzardo. Abbiamo presentato anche alcuni dati dove si vede con chiarezza che l'utilizzo, diciamo, il ricorso al gioco d'azzardo attraverso le piattaforme informatiche sono aumentate esponenzialmente, diciamo, nell'anno e mezzo della pandemia. Pre-pandemia, infatti, cambiamenti, consumi di gioco, pre-pandemia, esatto, dopo, esatto. C'è stato un esponenziale cambiamento, neanche e questo perché, diciamo, la situazione della pandemia ha enfatizzato quella dimensione di solitudine nella quale spesso si trovano le persone, e tra queste molto spesso gli anziani, favorendo l'utilizzo di internet per il gioco d'azzardo. Ecco, il primo punto, allora io interromperò perché adesso così teniamo viva l'attenzione di chi ci ascolta. Solitudine, professore, dopo io le chiederò, è proprio la solitudine, quindi chi ci ascolta lo sa bene a volte che cosa ha detto, quindi sarà un primo capitolo, problema solitudine, che però è stato un problema anche trasversale, non solo delle persone anziane ma di tantissimi, quindi questo sarà prego, così vi intervallo e vi rendo. No, quello che caratterizza il nostro periodo storico è sinceramente una situazione di profondi cambiamenti comportamentali nei confronti delle generazioni precedenti, e cioè sommariamente il periodo che stiamo vivendo, in qualche modo il concetto del noi, il concetto dell'altro è quasi del tutto sparito, c'è solamente un io.
Cos'è questo io? È un io che ha a che fare a livello intimistico privato, quindi micro, ma anche macro, nel senso che le persone, poi vedremo un momentino, sia giovani che meno giovani, in qualche modo stanno vivendo, da qualche quinquennio, decennio, una situazione complessiva di sfiducia nel divenire in futuro. Nel senso che il futuro, attualmente, oltre al concetto che accennava appunto Massimo, nella pandemia è caratterizzato anche da una o due guerre, da una crisi economica, da una crisi ecologica, da una crisi occupazionale, cioè un futuro momentino molto oscuro. E soprattutto quello che caratterizza il nostro periodo è un altro concetto chiave, la mancanza di solidarietà. A due livelli, uno a livello familiare, nel senso che le famiglie sono sempre più piccole, più ristrette e vedo un po' il proprio orticello, e a livello un momentino più largo la solidarietà con chi? Con gli amici, vediamo un po', con le associazioni, col privato, è in qualche modo tutto un discorso molto, molto confusivo. Quello che viene, per esempio, come diceva la intervistatrice, anche il concetto dei giovani, no? Negli anni 70, per esempio, il giovane voleva fare a modo suo storia, voleva in qualche modo soprattutto essere protagonista. Oggi invece i giovani si sono ritirati in sé e anche qui nel nostro paese, in Italia, anche nel Veneto, accennavamo qualche altra volta, emerge questa figura di origine giapponese, gli hikikomori. E non sono pochi i giovani che si chiudono in casa. Certo, si dedicano a questo tipo di nuove espressività. Di nuove non espressività, di chiusure. Allora interrompo, scusi che mi sto, dopo riprendiamo il filo del discorso, che sono sempre cose molto importanti. Ci riallacciamo, abbiamo visto quindi che è trasversale, voi però l'avete analizzato in modo importante come solitudine e cambiamento comportamentale. Prima si poteva uscire tranquillamente e frequentare anche gli ambiti sociali rappresentati dal sindacato stesso, da tutto quello che è l'OFE, l'AUSL, come tantissimi altri, la parrocchia, i bar, eccetera. Viene a mancare questo, si innescano questi meccanismi perversi. Poi vorrò andare un po' più a fondo di questi meccanismi anche nella persona più anziana. Sì, diciamo, ci sono questi elementi qua che poi magari ci torniamo anche sopra, ma dicevo c'è anche un altro elemento che ha caratterizzato la vita sociale di questi ultimissimi tempi, e cioè l'aumento della povertà. Questo riguarda sia il lavoro dipendente, nel senso che stiamo denunciando ormai da tempo che purtroppo e drammaticamente oggi anche chi lavora può essere povero, cioè avere difficoltà a sostenere la famiglia, arrivare a fine mese, eccetera. Per non parlare della condizione dei pensionati, dove le pensioni cominciano a essere sempre più insufficienti anche rispetto al dato inflattivo per garantire, diciamo, un'esistenza dignitosa. E qui c'è, diciamo, il virgolette ricatto del gioco d'azzardo che, come si dice, ti fa pensare che la vincita ti cambi la vita. E cioè, come diceva Silvano un attimo fa, non un'azione collettiva per migliorare le condizioni individuali e collettive, ma una scelta che guarda a se stesso. Gioco per provare a cambiare la mia esistenza. Poi, dirà meglio Silvano, il tema della patologia è un po' più complicato, nel senso che il gioco continua a essere, diciamo, una via di uscita per proprie condizioni, diciamo, psicologiche, interiori, eccetera, e il giocatore patologico continua a giocare anche quando vince. Certo. Ecco. Però, e qui appunto siamo nell'ambito della patologia. Però la diffusione del gioco d'azzardo, io dico solamente un dato, la stima è che per il 2023 la massa di denari che ruota attorno al gioco d'azzardo è stimata attorno ai 135 miliardi in Italia, quindi stiamo parlando di cifre spaventose. Sì.
ed è appunto la ricerca di cambiare la propria esistenza attraverso, tentando la fortuna. La speranza. Sì, interrompo di nuovo perché qua mi interessa anche l'intervento, professore, perché i nostri telespettatori ci hanno scritto a seguito anche della trasmissione, hanno fatto anche delle considerazioni quasi molto approfondite, quasi da persone con cognizione di causa, chiedendoci perplessi come è possibile che si crei una dipendenza. Poi parliamo di altre dipendenze, se non c'è una sostanza che agisce e non è una droga, non è come il fumo, non è come, e quindi erano perplessi su questa cosa qui. Siccome noi non avevamo la sua figura scientifica per poter dare delle risposte, né è giusto che si ci mettino in questo persone che si stanno occupando di altro, a noi serve che lei spieghi, voi che avete studiato, è lei che se ne occupa tantissimo tempo, che cosa succede, perché? Allora, nell'ambito delle dipendenze abbiamo le dipendenze da sostanze, droga, alcol, le dipendenze dette proprio non chimiche, come il gioco d'azzardo, lo shopping compulsivo, la TV, il sesso, non chimiche. Cosa succede qui? Che mentre io assumo alcolici o mentre io mi drogo, il mio fisico chiaramente dall'esterno assume una sostanza che ha a che fare non solo con l'organismo interno, il fegato, lo stomaco, ma va soprattutto nel cervello e mi cambia il mio atteggiamento, il mio modo di essere. Quando invece per esempio gioco e non assumo sostanze, poi vedremo se è proprio vero in che misura non si assume sostanze, il mio organismo produce delle sostanze che in qualche modo chiamiamo in senso sommario adrenalinica, che sia poi la dopamina, la serotonina, è un qualcosa che mi dà in qualche modo una spinta, tra virgolette, di coraggio. Faccio un esempio banale, adesso sono le 3:30, se io so per esempio che questa sera alle 5:30 andrò a giocare in un posto, non è che la mia mente, il mio fisico è focalizzato in quel momento nel quale io gioco, c'è un prima e c'è un dopo. Io ci sto pensando da 3 ore che questa sera alle 17:30 andrò a giocare. E mentre gioco succede un'altra cosa, ecco qua il discorso non chimico, che il gioco, in senso buono quando è lieve, in senso più patologico quando in qualche modo è assiduo, svolge la funzione di ansiolitico. Ecco il concetto che... Quindi ci sono sostanze a livello biochimico nel cervello che si muovono. Certo, e soprattutto quando io gioco, soprattutto non penso. Ecco che mi ricollegavo al concetto della perdita delle ideologie che sono morte, del concetto del divenire degli altri, della solidarietà, no? Quindi io da solo praticamente gioco e ho la funzione di non pensare, così sto meglio, come prendessi un ansiolitico, dicevo appunto a Massimo strada facendo, per dormire. Il concetto qual è? Che tutte le centinaia di giocatori che ho conosciuto, se chiedi al giocatore perché giochi, chiaramente lui anche così tu curti dice perché voglio spero di vincere, no? Ma invece questo è un tranello molto grosso, perché non è vero, lui sa benissimo inconsciamente che non vincerà, o perlomeno se vince qualche somma è decisamente sproporzionato tra la somma che lui vince e quella che ha giocato. Però ti Quindi dice... il motivo diciamo, dell'arricchimento, uno dentro di sé sa che non è così, cioè se lo dà come giustificativo sociale a questo punto. Però sia il povero che ha lo stipendio, la pensione... Ma anche il ricco, vediamo i giocatori adesso. E il ricco... infatti, ecco, in questo senso... Ancora di più chi ha soldi, abbiamo scoperto adesso. Sì, non credere, perché poi c'è il concetto, siccome a me interessa giocare, abbiamo di giocare, io farò di tutto, io ho conosciuto, detto sommariamente, persone ricche, indebitate fino all'osso. Sì. Come persone senza lavoro o con lavori diciamo un po' così, diciamo irrisori, che giocavano il tutto. Perché poi c'è il discorso, questo è interessante perché il gioco mette tutti sullo stesso piano, il ricco e il povero. Perché quando siamo di fronte alla macchinetta, di fronte a gratta e vinci, di fronte al tavolo, di fronte al gioco, il ricco miliardario e il povero lì sono uguali, tutti e due giocano. Quindi comunque è importante capire che c'è un meccanismo ben preciso. Biochimico che il nostro cervello, il nostro organismo nutre, cioè produce delle sostanze che in qualche modo mi fanno star bene. Ma in effetti, ecco, questo l'abbiamo detto, ma è bene anche chiarirlo, che il gioco
il giocatore la considera una medicina, no? Nel senso che, diceva appunto a Massimo, stava facendo che dietro ogni dipendenza, che sia quella da droga, di alcol, di gioco, dietro la dipendenza c'è un malessere esistenziale dell'individuo, uno star male, e pensa, a modo suo, si illude che attraverso l'uso di sostanze come la droga, come l'alcol, o di non sostanze come il gioco, possa in qualche modo, se non risolvere, alleviare il proprio malessere, alleviare. In effetti, mentre io gioco sto bene, o mentre io bevo, meglio ancora, abuso di alcolici, dopo, tra virgolette, sto bene. Ma là uno anche lo capisce, però invece del gioco non è così compreso a tutti, per cui lei l'ha spiegato molto bene. Tornando adesso alla vostra ricerca, voi vedevamo prima la slide che era molto interessante, avete visto il cambiamento del modo di porsi nei confronti del gioco, lentezza di una volta, quindi ci dica un attimo, perché poi faccio intervenire il professore che ci spieghi se una volta si poteva creare dipendenza o se si crea solo perché adesso sono cambiati, si usano i device, ci sono altri strumenti, prego. Diciamo, le patologie sicuramente c'erano anche 20, 30, 40 anni fa, insomma. Abbiamo visto quella slide prima, non so se è possibile delle modalità veloce e lento. Sì, sì, nel senso che, per esempio, eccolo qua, insomma, no, cioè prima c'era appunto la lentezza del gioco, la ritualità, nel senso che facevi, che ne so, la tombola a Natale con tutta quanta la famiglia, quindi una socialità, la manualità, eccetera. Questi elementi, complice anche l'innovazione tecnologica, ha prodotto una cosa per cui appunto il gioco d'azzardo oggi è molto, molto più veloce, il consumo è semplice, quel gioco è fatto in solitudine, non occorrono grandi competenze informatiche per collegarsi a internet e giocare, la riscossione è spesso immediata, mentre che ne so all'Lotto oppure al Totocalcio dovevi aspettare un sacco di tempo prima che ti arrivasse la vincita, qui ti arriva praticamente in tempo reale. Quindi la velocità e la semplicità di accesso sono elementi che spingono la persona a fruire sempre più di quelle piattaforme. Va detto, proprio per essere chiari, che una cosa è appunto la persona che si gioca 2 euro all'Lotto alla settimana, e lì non stiamo parlando di patologia, insomma. Qui la ricerca che abbiamo fatto e le iniziative che stiamo facendo sono rivolte a chi è portatore di patologie, e cioè di persone che rischiano di rovinarsi la vita, di rovinare le famiglie, nel senso creare situazioni drammatiche all'interno delle famiglie. E come abbiamo detto anche durante l'iniziativa che abbiamo fatto, questo non è appunto il vizietto della persona un po' particolare, eccetera. Questa è una malattia e va trattata esattamente come si trattano le malattie, perché stiamo parlando di cose serie, di situazioni che compromettono l'esistenza delle persone. È una malattia, ecco, quello che diceva Massimo mi stimola moltissimo a un'ulteriore riflessione. Giustamente Massimo ha messo in gioco il concetto di malattia. Qui la gente, le persone, ecco, è portata un po' a pensare che in effetti se la dipendenza da gioco può diventare una malattia, allora come tutte le malattie si possono curare. Poi la medicina, pur avendo fatto dei passi da gigante, è vero, se uno dice malato, la medicina può anche fallire, purtroppo non è che viviamo... Però quello che è bene chiarire anche in questa breve occasione è curare la malattia da gioco. Cosa vuol dire? Non è che io vado dal medico, dal sanitario e dico, come dico, mal di pancia, se mi dà una pastiglia per mal di pancia, io gioco se mi dà un prodotto farmaceutico per affrontare il vizio. Non esiste, non c'è. Questo è il punto. E qui il punto è che allora il medico si trova combattuto, perché cosa c'è? Che dietro la malattia, la dipendenza da gioco, ci sono altri effetti collaterali del comportamento, tipo la manifestazione di sindromi di ansia e depressione. E allora interviene
l'aspetto farmacologico. Allora io medico ti prescrivo un farmaco per l'ansia e la depressione causata da tutti i conflitti familiari che emergono, dal mio senso di fallimento, dalla mia disperazione, eccetera, per l'ansia e la depressione. Ma non ti cura la dipendenza? No, perché il giocatore pensa che il farmaco buono per lui sia quello di giocare. E quindi c'è assolutamente. Ecco, lasciandoci a fatti di cronaca, abbiamo visto dei giocatori famosi del mondo del calcio, per esempio, che hanno riscontrato questa grandissima dipendenza, e lì ad alcuni è sembrato veramente strano, perché persone molto benestanti, in ambienti anche estremamente attrattivi, con ruoli sociali riconosciutissimi, eccetera, e la risposta che tanti sono sentiti dire è un po' il discorso del non aver della noia. Riempire il tempo e del mettersi in gioco in altri ambiti, può essere anche questo, e quindi bisogna stare molto attenti, perché il target che si riferiva del pensionato che vuole, cioè ci sta tutto, soprattutto chi è uscito dalla società, per cui uno dice esci dal ruolo sociale, insomma a volte è impattante, ma queste figure invece? No, questo è un concetto di fondo particolarmente importante, nel senso che il concetto di noia, perché anche la noia può avere anche un risvolto positivo, nel senso che lo stare in senso attivo, senza far nulla, aiuta in qualche modo a elaborare il nostro modo di pensare, di vedere alcuni concetti, alcune emozioni che sto provando. Quella è una noia però attiva, ecco, propositiva. Il fatto invece di avere in senso, scusate il termine un po' nichilistico, cioè il senso del vuoto, il senso del nulla, questo comporta una forma di profonda angoscia, sia per le persone che lavorano che per il pensionato. Le persone, io ho conosciuto tanti lavoratori, anche con livelli diciamo manageriali, dove la propria attività soddisfaceva a un certo tipo di cose, no? Però dopo, finito quel lavoro, il soggetto si sentiva un nulla. Perché? Perché in un qualche modo, come diciamo, vive un analfabetismo emotivo, nel senso che non riesce a rapportarsi alla vita privata, alla vita domestica, al quotidiano, in maniera... E diventa un problema sociale. Diventa un problema. Certo, problema sociale. Allora, la interrompo un attimo, professore, perché sono temi molto importanti, anche quanto sta dicendo Massimo Cestaro. Torniamo insieme pochissimi secondi, restate con noi, canale 19, pubblicità. Stiamo parlando sempre di dipendenza, abbiamo affrontato il primo capitolo che è una delle dipendenze, proprio perché in virtù di un progetto di sensibilizzazione, di conoscenza, di informazione e formazione che sta facendo lo SPCGL in collaborazione con l'Auser e quindi con il segretario Cestaro. Però abbiamo il piacere di avere anche il professor Felisati, che si occupa da tantissimo tempo di dipendenza in generale, e abbiamo scavato su che cos'è la dipendenza da gioco in particolare. È stigmatizzante socialmente, è considerata riprovevole, va nascosta, c'è anche l'aspetto della vergogna nelle persone, e poi andiamo a vedere anche un po' di targetizzare la cosa. Io mi permetto di fare i complimenti a TV7 e allo SPCGL a tirare fuori questo problema, perché in effetti se ne parla pochissimo, non poco, pochissimo. È importante che un sindacato anche se ne faccia carico. È importante perché il sindacato un po' storicamente è visto come un soggetto, giustissimo, di rivendicazioni economiche. Che è giustissimo perché... Le tocca, segretario. No, è giustissimo, perché come Massimo accennava, cioè, certo. I tipi di pensione, tutto meglio, ma certamente no, i concetti di precariato nel lavoro, eccetera, ma certamente l'aspetto economico è fondamentale, ma non solo. Quindi se il sindacato, che troverà l'occasione così con un TV7, dà in qualche modo una finestra aperta a questo aspetto che coinvolge l'aspetto più, tra virgolette, più esistenziale, più umano delle persone che lavorano o che sono pensionate, è molto importante e fondamentale. Perché? Vi posso garantire che di fronte a qualsiasi dipendenza, ma in particolare quella da gioco, c'è una situazione in senso proprio di profonda omertà e di paura. Il tossicodipendente, sotto l'effetto di sostanze, che lo vedi sempre meno in giro, lo vedi che in qualche modo ha assunto sostanze. L'alcolista, non quello che beve un bicchiere di vino mangiando, ma il dipendente da alcol,
che lo vedi sempre meno in giro per la città come tanti anni fa, sono in qualche modo a casa, lo vedi perché ha assunto alcol. Il giocatore invece in maglietta, in giacca e cravatta non lo vedi, non sai nulla, e lui ha giocato. Andare in giro a dire io o mio marito, mia moglie, mio figlio si è rovinato, si sta rovinando perché gioca, è decisamente... No, ma infatti ingenera pensieri non gradevoli nelle persone. Con tutti i problemi che ci sono, certo. Ma perché tuo marito va in cerca di rovinarsi? Che cosa gli manca a casa, che situazione, uno va a immaginare di tutto e di più. Ecco, questa ha ragione, è vero. Dico un'altra cosa, che inconsciamente c'è qualche familiare, tutto sommato, che non vede il brutto occhio la differenza da gioco, perché nella misura in cui il soggetto va a giocare non vive in casa, è fuori. Questo è un concetto di solitudine particolare, nel senso che di fronte appunto alla crisi anche della coppia, della famiglia, il fatto di non vederci in qualche modo, scusate la retorica, si sta anche meglio. Senza arrivare ai casi patologici, come mi ricordo un caso di un mio paziente che il giorno di Natale aveva invitato appunto a casa sua i figli, i nipoti, i parenti, e lui alle 10 del mattino ha detto esco, vado fuori, è andato a giocare, no? Con la malattia, solo che si è dimenticato che verso l'1 poteva essere in qualche modo configurato il pranzo di Natale. Infatti alle 5 del pomeriggio tutti i familiari non l'avevano visto, non sapevano dove era. E questi sono casi un po' particolari. Però nel quotidiano il fatto di essere distanti, perché lui va a giocare, lui va fuori, in qualche modo si sta anche meglio, no? Che dopo però le conseguenze quali sono? Che il fatto che non solo c'è una perdita economica, perché anche se vince poi perde, ma in qualche modo si è mediocrizzato, si è banalizzata tutta quella relazione in qualche modo affettiva e relazionale che esiste nel quotidiano, nella famiglia, senza fare i romantici, ma insomma una coppia a qualsiasi età, sia che sia in luna di miele, che sia in fase di età più avanzata, ma i momenti di tenerezza, ecco, il giocatore, a parte l'alcol, non li vede. Ecco, non riesce a assaporare i momenti di tenerezza, i momenti di affettività, lo sguardo, è abituato a giocare, anche il fatto di guardarsi sugli occhi, non è solo un fatto romantico così buttato lì superficiale, è un fatto di riuscire in qualche modo a penetrare nel senso della vita, nel senso dell'altro. Mentre quando io in senso lato, vado a casa come giocatore, non guardo in faccia a nessuno. Quindi stare attenti a queste cose, a questi elementi che possono essere sintomatici di un qualche cosa che magari sfugge all'attenzione dei familiari. Segretario, voi avete notato in questa ricerca dei target particolari che si dedicano al gioco, che subiscono anche? Beh, in realtà almeno, ripeto, è un'indagine significativa perché più di 2000 persone intervistate, diciamo, chi si sono lasciati intervistare, perché questa è un'altra cosa. Sì, beh, vabbè, però era un questionario anonimo, insomma, quindi fatto con tutte le cautele del caso, trattandosi appunto di patologie, non è che gli chiedi nome, cognome, indirizzo, insomma, no, ecco, però diciamo chi si occupa di queste cose qua ci dice che il campione è anche abbastanza significativo. E in realtà la cosa è trasversale. C'è un'altra ricerca che è stata pubblicata proprio pochi giorni fa, fatta a livello nazionale tra CGIL nazionale e Federconsumatori, e hanno prodotto un libricino sul gioco d'azzardo, dal quale si evince che, per esempio, già a 12 anni i ragazzini cominciano a giocare d'azzardo. Quindi questa cosa che diceva Silvano prima, e cioè che di fronte al gioco non c'è censo, nel senso che siamo tutti quanti uguali, ma siamo tutti quanti uguali anche dal punto di vista generazionale e dal punto di vista, diciamo, del genere. Cioè vale tanto quanto per gli uomini, quanto per le donne, vale per i ragazzi, quanto per gli anziani. È chiaro che diceva benissimo Silvano prima, lì non c'è la medicina. Allora, perché il sindacato si occupa di queste cose qua? Intanto per fare informazione, che male non fa, e per dire alle persone che hanno una situazione di questo genere e anche ai familiari che non c'è niente da criminalizzare,
che c'è una persona da guarire. Certo, ci si può, infatti diceva, la malattia c'è una cura, quindi ci si può rivolgere a... Quindi questo qui è il tema, ma anche perché noi offriamo, diciamo, un'idea di socialità. Chiaramente non siamo noi quelli che possono risolvere le patologie. Ma ci sono soluzioni. Ma insomma noi offriamo un terreno di convivenza, offriamo un terreno di socialità, offriamo possibilità di incontro, offriamo diciamo, ambiti di socializzazione. Certo, ripeto, non siamo medici o psicoterapeuti che possono... No, ma è l'esempio, cioè può essere che uno abbracci questo come anche altre opportunità, esatto, questo è molto importante. Offriamo delle opportunità di convivenza. Certo. Professore, questo è importante perché può essere un'idea, uno sfogo, però bisogna anche andare a fondo nella patologia, perché se si è innestata la patologia, uno il tempo poi va a fare la convivenza e poi dopo tornando a casa si ferma anche a giocare. Questo è un tipo di dipendenza. Le altre dipendenze quali sono? Beh, le dipendenze, quelle da sostanze, quelle conosciute, sono due, no? Quelle appunto da droghe, sostanze psicotrope e alcol. No? Ecco, è importante segnalare che per esempio la dipendenza, l'uso, l'abuso dell'alcol con il gioco sono abbastanza vicini. No? Perché? Perché spesso il giocatore, prima di iniziare il suo percorso noioso più o meno di gioco, assume bevande alcoliche. Così in questo modo, visto che è una sostanza, disinibisce... Quindi doppia cosa. Sì. Poi, quando finirà non si sa, ma il percorso, le ore che trascorre a giocare, che in effetti avrà la consapevolezza che si è fatto tardi, che forse deve tornare a casa, che ha perso un sacco di soldi, ci beve sopra, non per brindare una vittoria o qualcosa, ma perché attraverso l'alcol in qualche modo si illude ancora una volta di dimenticare quello che ha fatto nelle ore che ha giocato. Quindi tante volte queste dipendenze sono abbinate sostanzialmente, quindi ancora peggio. peggio. E anche l'uso di cocaina. Anche questo. Io ho avuto parecchi giocatori che usavano tutti e tre. Gioco, ma questi cocktail sono micidiali. Cocaina e alcol. C'è un'estraneazione completa dalla realtà. Oppure c'è un'altra situazione che magari può essere utile in questa occasione precisare, è che in effetti se non affrontiamo in maniera seria, fino in fondo, le motivazioni del malessere della persona, possiamo fare un po' il salto da una dipendenza all'altra. Io ho avuto pazienti tossicodipendenti che con tante difficoltà, con un percorso, in qualche modo siamo riusciti a attenuare la dipendenza dalla droga. È andato con l'alcol. E abbiamo lavorato con l'alcol e è arrivato col gioco. Ma allora c'è una predisposizione genetica? No, assolutamente. Cioè non è che chi ha avuto, perché ho letto che chi ha avuto genitori che è più predisposto. Chi ha avuto un genitore tossico, un genitore alcolista, chiaramente la figura di accudimento, la figura di riferimento della madre, del padre, chiaramente vede delle risonanze un po' così negative. Però non c'è una componente non c'è una componente, non è che il figlio dell'alcolista diventa alcolista, il figlio del tossico diventa tossico. No, anzi. Ma allora c'è una predisposizione individuale alla dipendenza, perché se lei mi dice che salta da una dipendenza all'altra, cioè magari riesce a inserirsi in un bel contesto, frequenta certi ambiti stimolanti, eccetera, però si butta da un'altra parte. C'è una predisposizione a scappare via da me stesso e dalla realtà e a rifugiarmi in una dipendenza, perché la dipendenza mi nasconde, non mi metto in gioco con nulla. C'è qualcosa che non va nella mia vita, devo in qualche modo, senza fare tanto il filosofo così, ma siamo tutti filosofi, devo chiedermi cosa non funziona nella mia vita. Ma visti i numeri di questa ricerca, che sono numeri spaventosi, li abbiamo visti anche prima, è tanto diffusa questa insoddisfazione profonda, questa non riconoscersi se stessi, il voler rinnegare la realtà che si vive? C'è un problema sociale esteso? Una frase un po' provocatoria, se volete, ma viviamo in una società che è malata, È una società che è malata, nel senso che anche la famiglia stessa, anche i genitori che hanno la fortuna di lavorare tutto il giorno, poi bisogna vedere un momentino, perché noi tutti siamo stati bambini e quindi in qualche modo abbiamo un bambino interiore dentro di noi che ci accompagnerà per tutta la vita e quindi il giovane, come diceva Massimo, che va appunto a giocare,
a 12 anni, a 13 anni, invece di andare come ai bei tempi in cerca di qualche ragazzina per fare qualche cavolata. È un significato, questo è un senso. Oppure l'anziano, che è un bambino adulto, ma il bambino dentro c'è, dove l'anziano è caratterizzato da tanti senza, perché senza lavoro, perché si è avuto figli, ma i figli a buon motivo stanno facendo la loro vita e non li vede, non ha in qualche modo un inserimento sociale nel tessuto sociale. Con la moglie o il marito, l'anziano spesso dice ormai non abbiamo più nulla da dirci, cosa facciamo insieme? E sto anziano qua senza dove va? Non va a mettersi in gioco e chiedere cosa posso fare perché io diventi da anziano o da giovane protagonista del mio divenire. No, boh, allora mi nascondo. C'è il giovane che gioca a 12 anni, oppure lì Hikikomori, che non si muove mai dalla stanza. Quindi è un problema che, appunto, ne parlava prima il segretario, diceva noi offriamo come organizzazione anche con l'Auser, varie vie d'uscita, eccetera, ma ce ne sono tantissime altre, c'è anche il volontariato, il terzo settore, ma è un problema che la società non dà delle valide vie d'uscita, delle scappatoie, salvo determinate strutture che però peraltro... Cos'è che non funziona? Faccio un discorso un po' macro, un discorso un po' grosso, però è giusto, ecco, magari precisarlo anche se brevemente, però in qualche modo in questi ultimi anni, da più di qualche anno, insomma, per esempio anche il ruolo della politica, non dimentichiamo che il primo partito in Italia sono di non votanti, no? Di chi si astiene, quindi un estraniarsi dalla realtà. Quindi estraniarsi anche, o anche diciamo, dalla religione, no? Ecco, per carità, fare un discorso, tante persone in passato hanno trovato in qualche modo consolazione con la religione, certo. Ecco, adesso sappiamo che per esempio le liturgie sono frequentate da circa l'8-10% dei residenti sul territorio, quindi allora, la politica un po' così, la religione un po' colà. Questi momenti di associazione che il sindacato si sta sforzando di fare sono parecchio da costruire, ancora da fare, no? Quindi la gente in qualche modo, sia quello che lavora, quello che non lavora, si sente in qualche modo sguarnito oppure cerca un po' di ritrovare nel proprio orticello familiare, se in qualche modo è consolidato, di trovare queste soddisfazioni, ma sotto sotto c'è il bisogno di realizzare il proprio essere, sia come marito, come padre, come moglie, come donna, come figlio. Il figlio, un dodicenne che va a giocare, santo Dio, è qualcosa che si chiude al mondo. Un dodicenne, un quindicenne deve guardare il mondo con gli occhi aperti, c'è tutto da scoprire. Il dipendente non si lascia più abbandonare alla meraviglia, alla curiosità. E la droga? Il ricorso anche alle droghe? È un rifugio. Perché a volte la cocaina è un eccitante, un modo per affrontare anche... La cocaina è per diventare potente. C'erano anche studenti. Io quando facevo gli esami mi tremavano le mani, no? Ma alcuni studenti sono disinvolti perché usano anche cocaina. Oppure mi abbandono con l'eroina, mi chiudo me stesso. Quindi ci sono questi momenti o di abbandono o superpotenza, però dopo anche il discorso della cocaina, tanti pazienti che ho visto, dopo c'è il problema del non puoi andare avanti insieme con la cocaina, c'è il momento di crisi di astinenza che va in depressione il soggetto, non sa cosa fare, perché poi la sostanza deve andare crescendo. Si esce da queste situazioni, dalle varie dipendenze, perché questa allora, è un'altra... La speranza è quella che dobbiamo dare, che in effetti si può uscire. Si può. Onestamente non è una cosa facile, perché non è appunto la malattia, si diceva con Massimo, c'è una malattia, ho mal di pancia, prendo la pastiglia, dopo mi trovo il mal di pancia. È un percorso che il soggetto deve fare accettando, ecco qui la difficoltà, e che ringrazio ancora questi canali di sensibilizzazione territoriale, perché il soggetto deve in qualche modo mettersi in gioco e di capire, di avere la consapevolezza che il suo malessere non lo risolve con la pseudomedicina della dipendenza. Però, esatto, ma c'è il riconoscimento del malessere? No, appunto... perché anche questo è un fatto, perché... Diciamo che no, ecco, nel senso che... Ma lo dico adesso, insomma, non voglio su una materia così delicata, insomma, che riguarda la condizione personale, drammatica di tante persone, non voglio buttarla in politica, perché non è il caso. Però
quando il Ministro della Sanità dice che per sostenere la sanità occorrerebbe fare, anzi lui è d'accordo nel fare un prelievo sulle transazioni del gioco d'azzardo, in qualche modo sta dicendo che quella è un'attività normale, cioè che il gioco d'azzardo è un'attività normale sulla quale si può fare un prelievo fiscale ulteriore a quello che viene fatto. Apro una parentesi, i dati che abbiamo prodotto dicono che le entrate allo Stato sono abbastanza irrisorie rispetto diciamo, al montante complessivo di denari che vengono giocati, perché sui 120 miliardi circa diciamo impegnati nel mondo del gioco, vuoto per pieno lo Stato incassa il 10%, sì. Che diciamo così... 11 miliardi, allora su 136 miliardi di euro raccolti con il gioco, 11 miliardi di euro nelle casse dell'erario. Esatto. Che se magari si facesse un po' più di attenzione e diciamo di intervento sull'evasione fiscale e contributiva, magari i quattrini possono venire fuori anche da lì, ma questo magari è una materia no, questo è un altro esula dal nostro tema, che affronteremo un'altra volta. Ma quando un ministro della Repubblica dice ma i soldi possiamo prenderli da lì, in qualche modo non so se consapevolmente o meno, però essendo un ministro della sanità, insomma, forse qualche approfondimento dovrebbe farlo, dà una patente di regolarità a quel questo mondo. bisogna stare anche molto attenti, assolutamente. E quindi, per carità, poi se si raccolgono fondi per la sanità ci mancherebbe, ma bisogna stare attenti al messaggio che si manda in onda. Chiaro. Per rispondere alla sua domanda, la cosa è esattamente questa, cioè le patologie, la gravità del gioco d'azzardo non sono sufficientemente considerate. Infatti. Penso ci sia un enclave tutto sommato abbastanza ristretta di persone che si occupano di questa cosa qua. Siamo in chiusura, professore, anche a lei. Lei ha svolto attività nei SERD per tantissimo tempo, possono essere sufficienti oppure bisogna fare qualcos'altro, in poche parole? Accennavo prima con Massimo, dunque il SER è chiaramente il servizio pubblico sul territorio che assume un ruolo fondamentale, no? Ci sono un po' delle criticità, in questo senso che, dicevo a Massimo, che alcune persone si vergognano di andare al SERD. E quindi questa è una. Perché ma io non avrei mai pensato di ridurmi, arrivare a una certa età, o anche giovane o meno giovane, arrivare qui dove ci sono gli alcolisti, i tossici, arrivare qui al SER. No? Poi c'è anche questo falso immaginario da parte delle persone che dicono vado al SER, che è un servizio territoriale sanitario, perché lì mi guariscono. Cosa vuol dire guarire? In tempi sufficientemente veloci, a proposito di lentezza o di velocità, no? Ecco, ci sarà un farmaco, no? E non esiste, non c'è. C'è invece importante promuovere un lavoro proprio di rete, anche insieme con il SER, che è preziosissimo, no? Visto anche gli ultimi finanziamenti regionali che sono stati fatti. No? Quindi anche con il SER, ma un servizio proprio territoriale, di associazionismo, come diceva appunto Massimo, che riguarda appunto il volontariato, il territorio, il terzo settore, cioè tutte quelle cose dove, mi scuso ancora, la medicina in sé non è in grado, non è il suo compito di poter in qualche modo risolvere. Chiaro. Perché anche con l'alcolismo non è che ho il farmaco contro l'alcolismo, no? Allora, da tanti anni, anche adesso, viene dato il famoso antabuse, no? Dove che il soggetto prende questa pastiglia, si chiama antabuse, no? E sa però che non può bere perché se beve, avendo preso l'antabuse, rischia di morire, no? Però insomma non è che agiamo proprio sulla convinzione che il soggetto dice beh forse è meglio che la mia vita venga in qualche modo raddrizzata senza poter... Sì, posso, per un periodo in cui mi alleno posso prendere questo antabuse, no? Ecco, che se bevo sopra antabuse posso rischiare di morire, però dopo insomma bisogna in qualche modo uscire da questa... Assolutamente. E quindi dire, ma evitare le ricadute. Perché bevo? Ecco,
Quindi la medicina purtroppo è molto limitativa in questo. Ecco. C'è proprio un discorso di rete, un discorso proprio allargato, come si diceva prima. Assolutamente. Allora io la ringrazio, professor Fisati, è stato qui con noi, grazie a Massimo Cestaro di aver consentito l'avvio di questo percorso che cercheremo naturalmente, supportati dai nostri esperti, di poter fare per dare un messaggio di speranza. Si può uscire e soprattutto non è una vergogna, assolutamente, bisogna riconoscerlo a se stessi e poi nell'ambito della propria famiglia per poterne uscire, perché altrimenti di questo si può anche morire. Poi tra l'altro sono situazioni estreme di persone che si tolgono la vita perché non hanno più soldi o una vergogna sociale, persone che con la droga poi diciamo che hanno a che fare per lungo tempo e danneggiano la propria salute. Grazie ancora, grazie cari telespettatori di averci seguito, la nostra puntata così si chiude, poi la potete naturalmente rivedere. Buon proseguimento.